Amici bellini, fatemi capire, datemi un cenno di vita, fatemi sbatti un colpo, amico bellino, amica società, amica Napoli, amico Costas, che tra l'altro una volta hai guardato anche la mia storia Instagram. Sono pochi che hanno guardato le mie storie Instagram. Costas era uno di questi. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Lucio Milo, perché c'è chi viene e chi va. Perché ovviamente c'è chi viene e c'è chi va. Quindi lasciate un like su questo nuovo video. Gli amici bellini lo faranno a prescindere perché sanno come ci si comporta, è una cosa di cortesia, la dice pure Valerio Solido, Saverio, se non mi ricordo come mi chiamo. Ma mentre ci trovavamo, come dice Amy Scouting, mentre mi trovavo a scorrere, no? Tutti i messaggi sono scorruti, stavo scorrendo un pochino Instagram, mi arrivavano notizie dagli amici abbonati sul canale degli abbonati, sul gruppo Telegram, Manolas quasi ufficiale di Marzio eccetera eccetera. Io ho detto, posso mai fare un video? L'ho fatto ieri, cioè l'ho anticipato, già c'è un video con titolo Manolas, con l'hashtag Manolas. Questo è un problema che molto spesso ho, anticipo di un paio di giorni delle cose e poi sembra ridondante farne un altro. Ma adesso che scorrendo sull'Instagram di Peppone ho visto la fotografia di Manolas con la sciarpa dell'Olympiakos, no? La sede dell'Olympiakos, e allora i motivi personali, perché poi si fanno brutte figure, motivi personali, i 6.000 euro che poi sono ritornati ad essere 20.000, perché se ieri esce la notizia dei 20.000, la multa eccetera eccetera, smentita a ruota, no? Erano solo 6.000, non create il caso eccetera eccetera, motivi personali, viaggio concordato. Ok, e io nel video di ieri che cosa vi ho detto? Ho detto, a me interessa poco quanti soldi si sia portato appresso Manolas, a me interessa sapere se sei infortunato o se non sei infortunato, perché se non sei infortunato devi cioncarti a Castelvolturno, devi allenarti, perché siamo corti in difesa ed è probabile che ti dobbiamo usare da titolare. Se sei infortunato è una cosa diversa, allora vai in panchina come Gulam solo per far vedere, e invece no. E le notifiche, il telefono è bollente assolutamente. Si dice ufficiale, ovviamente il mercato è chiuso, non può essere così, ma se dicono che ha fatto le visite mediche, allora vuol dire che il Napoli ha già pronto il sostituto. Perché poi a noi adesso questo interessa. Manolas tra l'altro è uno di quei giocatori con il nome che quando arrivò tutti quanti, mamma mia, e che ha fatto il Napoli? Si prende un giocatore forte da un'avversaria, da una diretta concorrente, indebolisce la Roma, si rinforza lui, perché tutti quanti eravamo contentissimi di Manolas, il giocatore veloce, la coppia incredibile, Manolas Koulibaly. Invece Manolas, alcune partite molto bene, altre così e così. Insomma, il mio ricordo finale di Manolas non sarà, mamma mia che stiamo perdendo un grandissimo... Abbiamo ricordi migliori di Rachmani nell'ultimo periodo, ovviamente, cioè Rachmani ci ha dato più soddisfazione nel breve tempo, perché Manolas qualche erroruccio, qualche distrazione e tantissimi infortuni, quindi non ci puoi contare eccetera eccetera, e siamo d'accordo. Quindi non è una cosa che tu dici perdiamo Manolas, il pappo, no, non c'entra niente. A me interessa però il sostituto subito. Perché? Perché se è chiuso il mercato e tu non te lo puoi vendere, Manolas deve stare a disposizione, altro che visite mediche e subito te ne vai per motivi personali. Devi stare a disposizione e devi andare anche in campo se è il caso, perché noi qua è capace che se Mario Rui non recupera, tu Juan Jesus lo devi mettere a sinistra, e al centro chi ci metti? Non si può fare perché ti sono finiti tutti. Allora, per confermare Juan Jesus e Rachmani, unici due centrali senza sostituti, devi spostare un Di Lorenzo a sinistra, devi mettere Malquit a destra, e quindi stai perdendo Di Lorenzo da quella parte, o devi puntare sul ragazzino, che non va bene proprio.
che non va bene. Allora tu hai deciso, recuperi magari la plusvalenza, non fai la minusvalenza, non ha importanza, l'hai ammortizzato, va benissimo. Risparmi un ingaggio pesante e va benissimo. Avrai già il sostituto, ma quando arriva questo sostituto? Il primo giorno di gennaio, appena aprono il mercato magari. Nel frattempo devi fare Milan e Spezia. Senza il sostituto, ma non l'ha centrato nei pochi minuti, anche quando c'era da fare un colpo di testa finale, e si è preso il voto da me. È importante, e Spalletti è importante che abbia a disposizione uno in più che, se deve fare un colpo di testa, lo fa negli ultimi minuti. Non dico che debba giocare titolare, perché magari fa più danni che altro, con la testa altrove, non si vuole infortunare, tutti i discorsi logici per uno che sta lasciando la squadra. Però così non va. Come facciamo nella settimana che dobbiamo andare a Milano, la partita probabilmente più importante di tutto il campionato, di tutto il girone, perché questa partita stabilisce se noi vogliamo rimanere attaccati a questo gruppetto di quelle là della Champions che si giocano lo scudetto, eccetera eccetera. Sapete come la penso? O se stiamo scendendo a caduta libera e ci faremo acciuffare da tutti quanti. È una partita importantissima. È Pisacane che continua a parlare di Insigne, ma parla dopo, fai segnare ad Insigne a Milano e lì fai la voce grossa e dice: vedi il capitano, quello che veramente si è preso la squadra sulle spalle nel momento di difficoltà. Se Insigne segna a Milano, apriti cielo, Pisacane su tutti i giornali, comprati le pagine dei giornali e non fare nemmeno un'intervista, fai tu proprio le dichiarazioni ufficiali, ci dovete dare, e va benissimo. Ma non prima che quello già sta nervoso, e non sia mai ci danno un rigore, hai capito, che paura nelle gambe di Insigne, e poi magari lo segna e noi allucchiamo, eccetera eccetera, e va benissimo. Guardate com'è propedeutico questo video, quando lo lasciate il like su questo video propedeutico, niente, non lo volete capire. Insomma, è troppo grave, ragazzi, è troppo grave. È troppo grave che succedano queste cose, perché solamente a noi succederanno in altre società, ma a noi interessa a noi, e non posso vedere Manolas con la sciarpa dell'Olympiakos, non lo posso vedere perché è martedì 16 dicembre e non è possibile a mercato chiuso vedere un giocatore della tua squadra che già sta altrove. Non è possibile, non è ammissibile, non è accettabile, è una diminuzione, è una nostra falla. Ce la prendiamo con Manolas, ma me la prendo anche con la società, non è possibile. Ma noi stiamo facendo l'operazione, la dovevamo fare mo', ma che cosa cambia tra 15 giorni? Fammi capire. Te lo porti in panchina, non gioca, è affaticato, però c'hai a disposizione, quando succede il cataclisma, che magari devi passare a 3 in difesa e ti stai difendendo un risultato, che lo puoi mettere in campo, come già è successo. E Manolas non è che adesso è stato venduto, è una trattativa che va avanti da tutta l'estate. E dai, che vogliamo fare? Ci vogliamo andare in questa Champions League oppure no? Lo sapete che io dico le cose come stanno, non è l'attacco alla società e ti lamenti sempre, De Laurentiis, eccetera, eccetera. Queste cose qua non vanno bene. A me interessa poco che a lui piaccia la pizza romana. Veramente interessa poco, e non è nemmeno una cosa nuova, perché me lo mandano, mi dicono pizza, e me lo ricordo anni e anni fa. La mia memoria non è straordinaria, ma già ne parlammo ampiamente, e io vi dissi insomma, evitabile. Sembra che dici frasi apposta per far incazzare i napoletani, perché lo sappiamo quanto noi siamo molto napolicentrici, e quindi la roba nostra è migliore, la mozzarella è meglio nostra, la pizza è meglio nostra, il vino, i formaggi, le pumarole del Piennolo, tutto è meglio nostro, e abbiamo anche ragione. Quindi se uno che è il presidente del Napoli ci viene a dire è meglio la pizza romana, è chiaro che tu dici: ma ti risenti? Ma io invece non dico mi risento, dici: vabbè, mangia la pizza romana, non fa niente. A me piace pure la pizza americana, è una focaccia, e la romana è più focaccia, va benissimo. C'è bisogno di dirlo? No. C'è bisogno, puoi fare di necessità, puoi strizzare l'occhio al tifoso e dire: la pizza però quella di Napoli, a me piace la pizza romana, ma quella di Napoli è qualche cosa di speciale che non assaggio nemmeno, che non ordino ai tavoli, tanto che è straordinaria e stupenda e unica, non la ordino perché nella mia bocca si rovinerebbe. Vedi come uno puoi anche dire la verità, no? Perché poi magari dice: va in pizzeria, non ordina la pizza e dice: ma allora è una stronzata,
la pizza non ti piace, rigirala, hai le potenzialità dialettiche di rigirarla, la pizza, non mi permette, la mia bocca non vale, non è all'altezza. Signori miei, va bene Manolas, ciao, stati bene, è stato un piacere, non c'è problema. Chi viene? Perché? Ovviamente il primo era questo tedesco che mi dicono, e l'ho girato agli amici, perché anche il Caffè Napoli 1926, quello là, su Instagram e su Facebook si stanno attivando per cercare di capire e trovare delle Udokai, no? Uduokai, tedesco con con sangue africano, madre nigeriana. Sarebbe un profilo, specialmente perché comunitario, il fatto di avere sangue africano in questa squadra si potrebbe integrare meglio e più presto, e quindi questo mi piace. Però mi dicono che costa molto. Ovviamente riesce il nome di Senesi, perché ovviamente deve uscire il nome di Senesi. Proteggo le mie fonti e mi dicono che c'è una possibilità, c'è un'idea Romero che pare che stia fuori dal Tottenham. Io ci credo poco, perché secondo me lì sono ingaggi da Premier che oramai non ti puoi permettere più, a meno che non si trovi un accordo. E si parla anche di Kumbulla, che alla Roma, insomma, Mourinho adesso sta cominciando a giocare un pochino, però sembrava fuori dai progetti, ha giocato pochissimo anche l'anno scorso. Kumbulla, talento, più giovane, profilo giuntoliano secondo me, e quindi Napoli-Verona, ricreiamo la difesa del Verona, che comunque aveva fatto bene. Ricordiamo che ovviamente Rachmani stava a 3 a destra, Kumbulla stava a 3 a sinistra. Giocare a 2 è diverso, ci sono delle cose diverse, ma non ha importanza. A me interessa che l'abbiamo fatta grossa, l'abbiamo già fatta grossa, perché Manolas che se ne va e nessuno che rientra, l'hai fatta grossa perché sei corto. Il 1° gennaio, chiunque sia deve venire il 1° gennaio, perché Koulibaly ancora non c'è, perché ti devi ambientare, perché devi conoscere i compagni, perché bisogna allenarsi, perché i giocatori ti servono anche per fare la partitella, e va bene chiamarti Primavera, ma non sono all'altezza. Da New York, Valerio Fluido e tutto, sono molto avvilito, sono addolorato. Voi mi fate sapere che cosa ne pensate. Sono addolorato. La partenza di Manolas poco male, ma quello che comporta rinunciare a Manolas in questo momento è grave. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.